Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano. Allora Fioi, spiego perché è stata una rivoluzione comandiana. Ho deciso di farmi le ultime gare in moto della prima stagione da solo per cercare di allenarmi meglio e di capire anche un problema, nel senso io non riuscivo a capire perché. Praticamente non riuscivo ad andare alla moto, alla Ducati, Lenovo, con la fondazione del team. Perché senza rendermene conto, probabilmente voi non so, avete visto, ma io non mi ricordo, e avevo firmato con la Red Bull KTM e niente, quindi non potevo perché dovevo praticamente pagare una cifra impossibile, $250.000 di rescissione che chiaramente non ho mai avuto. Allora ho cercato di farmi le ultime gare da solo, cercare di stare più tranquillo, imparare questo, quello e quell'altro, alla fine decimi siamo arrivati, ho fatto anche qualche podio a Filippo Isola in Malesia, quindi decimo posto centrato, e però mi sono ritrovato la KTM, cioè così, quindi adesso cominciamo una seconda stagione con una moto che è vero che gli obiettivi mi danno, sono sempre gli stessi, cioè top 15 in gara e top 10 in campionato, però la moto è molto molto più forte e soprattutto ho centrato la pole position alla prima gara, incredibile. Raga, adesso vediamo com'è la difficoltà, se vediamo che è troppo bassa aumentiamo ovviamente, però come prima gara vediamo. E niente, ho preferito far così ragazzi perché mi stavo un po' nervosendo con tutte le cadute e tutto, ho cercato di capire un po' di varie cose, mi sento molto più a mio agio e speriamo di fare una bella stagione. Chiaramente non sarà la stagione della vittoria, però sarà una seconda stagione secondo me di consolidamento, dove cominciamo a capire bene e prendere mano e soprattutto confidenza con questi nuovi MotoGP che veramente mi stanno dando grossi problemi a me. C'è da 3 anni a sta parte che non sono più il talentissimo Comendiano. Quindi ripeto, siamo in pole, se la difficoltà vediamo che è semplice con questa moto aumentiamo. Comunque scrivetemi anche voi se la KTM effettivamente è molto più forte dell'Aprilia. Vai raga, andiamo a scatenare l'inferno e fare la grandissima prestazione al debutto. Vai. Go go go, si parte. Gran premio del Qatar, la stagione dopo una stagione comendiana cominciata benino, poi finita un po' così e a questo punto completata da solo per imparare a diventare il pro gamer. Mamma mia, dopo prendiamo subito position. Subito dopo qualifica bene in gara, cominciamo malissimo, tanto dietro per Tarallucci c'è il crollo di Tara, ci vediamo un po' il livello com'è. Occhio come dai che sicuramente siamo più forti adesso, dai che siamo più forti, che adesso c'è l'arroganza. Dai Beppe, attento Veneziano, attento. Mettere la firma per iniziare così il mondiale, soprattutto non dobbiamo cadere quest'anno perché è questo che ci ha fregato molto. Ok, attento, mamma mia, quinto posto. La moto comunque sembra molto più performante rispetto all'Aprilia, tutta un'altra cosa. Il Qatar è una gara controversa, nella carriera comendiana ha fatto super prestazioni sconcertanti, battute dall'arresto. Questa è una curva che potevo prendere decisamente meglio, ma va bene. Primo giro andato, siamo quinti, ci metto 10 firme raga. Ce ne metto 10. Mamma mia, lunghissimo, lunghissimo. Ho perso completamente la moto. Nel voler prendere i primi, questi sono i risultati. Spingi Veneziano, spingi verso la gloria eterna. Ancora sbavature che non devo fare. Mamma mia, no, incredibile danni. Oh, cominciamo, mi arriva addosso e mi becco io i danni. Bellissimo veramente, grazie. Iniziano le porcate.
sembrano irraggiungibili. Sbavo, oggi sbavo. Quindi quando voglio spingere di più per prendere i primi 5, ciao. Però non mi aspettavo questo inizio. A parità di livello mi sembra molto più forte questo KTM. Non so se è solo un attimo, perché anche l'altra aveva avuto acuti importanti e poi schifezze devastanti, quindi vabbè, stavo perdendo. I primi se ne stanno andando. Per lottare per queste posizioni sono importantissimo per la carriera, che così potrei scalare e andare con una moto performante. Voglio la Ducati. Attenzione, mi svernicia qua, vizioso. Proprio vizioso. Guarda, no vabbè, ma che cazzo fa? Non ho parole. Mi ha fatto sbagliare anche Mazzio che Clark Kent. Ne perdo addirittura 2. Ancora danni leggeri, ma Cristo, che il Dio. Siamo settimi, peccato, era importante la top 5. Ok. Possiamo riprendere loro due, però non devo più sbagliare. Vado meglio in qualifica che in gara, è paradossale, beh. Ok, concentration massimale, manca ancora tanto alla fine. L'importante è comunque non sbagliare, perché i punti li pretendo la prima gara. Se cado subito è un disastro per il morale, per le finanze, visto che le finanze sono molto importanti. Andiamo un po' lunghi, ma ce li possiamo pigliare. Non sembra avere molto ritmo Dovi. Che abbassare i giri della miscela, perché sennò so dolori. Vizioso non ha per niente ritmo, vizioso. Se devo mettere miscela 1, se no non arrivo alla fine. Tutto sommato il livello non mi sembra. Posso tenere questo per il momento, nonostante la grande pole, ma in gara comunque di certo non sto dominando. Tutt'altro. Cominciano ad avere più ritmo gli altri. Dai, come però provaci almeno, perché dietro sono vicinissimi. Bella questa, anche una posizione in più non sarebbe male. Settimo posto che comunque non buttiamo via. Pagherei per lottare sempre per queste posizioni. Certo, ho fatto tanti errori, però ho fatto tanti errori. Male vizioso comunque, vizioso veramente non ha ritmo, noi siamo ancora più pippe. Dai, dai, dai!
laps alla fine. Comunque vediamo un come più positivo. Mamma mia, mamma stai zitto, mamma stai zitto. Sta spingendo come un forsennato, almeno per i miei ritmi. Sono calati drasticamente i tempi sul giro, si vede che la gomma non c'è più. Ok, 2 laps, anzi un giro e mezzo alla fine. E Dovi è sempre là, vizioso là. Pensavo di riuscire a prenderle, invece no. Oh, su. Dai Comendon. Ok. Un buon settore. Con la sbavatura solita ormai. Niente, pur spingendo non riesco minimamente ad avvicinarmi. Inizia final lap comendiano, cerchiamo di farlo bene, portare a casa comunque una settima posizione importante all'inizio. Posizione 100 dietro, però sento qualcosa dietro, non è bello da dire. Eccolo là, sapevo io. Vino, adesso è lotta vera nel final lap con Vino. Lotta vera con Vino. Ma che palle però. Scodatina. Spinge Vino, spinge. Rischio di perdere anche la settima. Qua provo una cosa impossibile veneziano, rischia anche di cadere, ma crediamo che... No, addirittura 2. Ai ai ai, adesso sì che si mette male nel final lap. Perché devo perderne così tante? Ma zio, ok. La moto non la sento più. La moto è partita, zio cane, però, zio canissimo. Ecco, danni leggeri, perfetto. In difficoltà alla fine. I danni leggeri si sentono. I leggeri si sentono, ahimè. Sofferenza clamorosa in questo final per tenere comunque una ottava posizione che poteva essere addirittura quinta. Ma no. Ai ai ai, bruttissima, bruttissima. Qua fila anche di una moto con dei danni. Mi supera, ho paura, invece no! Yes! A fatica è arrivata. Prima di assistere alla premiazione sul podio andiamo... A fatica è arrivata, ragazzi. Mamma mia. Ok. Vediamo la classifica, ottavo posto ovviamente. Dai raga, non è andata male, il livello mi sembra ancora quello giusto. Un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!